Il nostro moderatore, il professor Colomba dell'Università di Modena, avvocato. Sì. A te chiami tu? Sì, chiamo i partecipanti alla tavola rotonda, chiamo l'avvocato Alberto Gamba, il dottor Maurizio Giusti, l'avvocato Lissi, il dottor Metelli, l'avvocato Migliassi, il dottor Picciolini, il dottor Trotti e il dottor Imbrotti. E chiamo l'avvocato Sandrini, il cui compito sarà quello di effettuare una breve presentazione della tavola rotonda che, come sapete, ha oggetto il tema dell'usura, che verrà sviscerato in ogni suo significativo aspetto. Ci sono anche questi. Posso mettermi qui? Sì, per Bacco, anche perché io mi tolgo. Bene. Allora. Buongiorno a tutti, sono Alberto Sandrini, responsabile Legal e Compliance di Unicredit Leasing, cioè General Counsel. Faccio il General Counsel del leasing da 24 anni, cioè dal 1990. Infatti qualcuno ieri sera mi trattava come un monumento. Sono arrivato nel 1990 anche in Assilea e in effetti devo dire che tutto quello che poi, di cui parliamo oggi è arrivato dopo, cioè quando sono arrivato io non c'era ancora il testo unico bancario, non c'era neanche l'antiriciclaggio e ovviamente non c'era neanche la normativa sull'usura di cui oggi dobbiamo parlare. Diciamo che abbiamo digerito tutto, quasi tutto, nel senso il testo unico bancario non se ne parla più, si parla poco anche di antiriciclaggio, tutte cose che in qualche modo, come diceva il dottor De Candia, hanno anche un po' bancarizzato la nostra attività, perché al di là del fatto che ci siamo bancarizzati da soli, però certamente anche il legislatore e il regolatore ci ha mandato in quella direzione. Viceversa, secondo me, non abbiamo ancora digerito l'usura. Tant'è vero che, nonostante sia passati 18 anni dal 1996, quando è uscita questa legge, siamo ancora qui a parlarne durante un convegno. Colgo l'occasione per dire che è francamente una legge pessima dal mio punto di vista, perché probabilmente tutti quanti abbiamo la convinzione che sia una legge fatta per combattere lo strozzinaggio, quando invece a fronte di questa che potrebbe essere, se vogliamo, la ratio legis apparente, in realtà di fondo l'idea era quella di calmierare il mercato del credito, che di per sé non è un'idea sbagliata, nel senso che va benissimo calmierare il mercato del credito, perlomeno se parliamo come utenti del credito certamente non possiamo che essere d'accordo. Però certo calmierare il mercato del credito con uno strumento penale, francamente, a me appare tuttora come diciamo, un mezzo che è molto sovrastante rispetto al fine. In altri paesi diciamo, c'è la lotta allo strozzinaggio, ma la calmierazione del mercato del credito avviene esclusivamente attraverso metodi amministrativi, è lasciata alla vigilanza, certo non passa attraverso un procedimento penale. Diciamo, l'idea di introdurre una tavola rotonda, vi devo spiegare un attimo come funziona, anche se solo lo sappiamo tutti. Cosa dice la legge? Cosa dovrebbe succedere? Durante 3 mesi la Banca d'Italia, mandata, diciamo, incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima del Ministero del Tesoro, rileva cosa fa il mercato, quindi rileva i tassi divisi per forme tecniche, rileva quanto poi gli utenti, quindi le imprese o i consumatori, devono pagare per i servizi accessori, eccetera. Mette insieme tutti questi dati e, ripeto, poi li declina per forme tecniche e alla fine del trimestre fa quella che è la media. La norma poi cosa dice fondamentalmente? Che è usura, diciamo l'usura formale, parliamo quindi dell'usura più tipica, quella che ci impegna tutti i giorni, è tale quando in qualche modo si supera di una certa quantità quello che è stata la pubblicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della rilevazione di Banca d'Italia. Questo è il meccanismo. Ora, anticipo un tema.
è assurdo che poi si porti davanti ai giudici conteggi che non sono coerenti con le rilevazioni. Questa è una roba che, per esempio, se io mi metto nei panni di un investitore estero, come si evocano, si auspicano, è una mancanza di certezza del nostro sistema che diventa drammatica, perché effettivamente noi altri, poveretti, cosa facciamo? Cioè, facciamo esattamente quello che la Banca d'Italia ci dice di fare. Poi, in qualche modo, abbiamo una serie di, chiamiamoli avversari, adesso qui c'è l'associazione dei consumatori, di contraddittori, che fanno degli altri conti, cioè contano in un altro modo. Poi vanno davanti ai giudici e non è che i giudici li respingano, no, gli danno retta. Cioè, questo è il tema di fondo di oggi, perché di questo stiamo parlando. Torno dall'inizio, perché parliamo nel 2014 di una legge del 96? Perché fondamentalmente questa legge sbagliata dall'inizio ha avuto bisogno di molta manutenzione. Ricordiamo tutti nel 2000 la legge di interpretazione autentica, perché non si capiva più se in qualche modo l'usura fosse un reato permanente o non fosse un reato permanente, perché il legislatore era intervenuto sulla prescrizione dicendo giustamente il reato comincia a prescriversi quando sono sommessi i pagamenti, ma perché il povero usurato prima di denunciare l'usurante probabilmente aspetti di aver finito il debito. Davanti a una norma che diceva che inizia a prescrivere quando sono finiti i pagamenti, il legislatore è intervenuto, cioè i giudici avevano cominciato a dire allora c'è l'usura sopravvenuta perché l'usura si manifesta durante tutto il periodo. Interviene il legislatore e dice no, l'usura è un reato istantaneo, cioè si compie nel momento in cui si conviene, si fa il contratto, si promette, insomma, non nel momento in cui si paga. Bene, sembra tutto finito. Perché siamo qui a parlarne? Perché è arrivato il 2013, 3 sentenze della Cassazione, la 350 del 9 gennaio, la 602 e la 603 dell'11. Fondamentalmente queste secondo due che dicono, nonostante la legge di interpretazione autentica, la Cassazione dice no, non ci può essere un negozio che è lecito nello stesso trimestre se è stato stipulato prima perché prima il tasso soglia era più alto e invece essendo in corso in quel trimestre lì, essendo il tasso soglia più basso, allora quello stipulato in quel trimestre lì è illecito. Quindi cosa succede? Che secondo la Cassazione, queste sentenze, gli operatori devono curare di stare sotto la soglia per tutta la durata del periodo, non solo al momento della stipula del contratto. Questo è l'usura sopravvenuta. Gli interessi moratori, anche lì si dice, perché questo è un problema diverso secondo me, la Cassazione fa una sentenza che è scritta male, abbastanza male. Da questa pessima scrittura, se volete vi riporto 2 passaggi fondamentali, c'è una pletora di nostri avversari, quindi clienti, avvocati, consulenti, associazioni di consumatori, che fondamentalmente arrivano a dire per la determinazione della soglia il tasso di interessi moratori deve essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, che è una stupidaggine colossale, mica peraltro, cioè, a parte che la Cassazione non l'ha detto, ma tutto sommato, adesso poi gli avvocati purtroppo di matematica capiscono poco, però c'è un tema fondamentale, cioè il tempo in cui si applicano questi interessi, cioè gli interessi corrispettivi smettono di lavorare nel momento in cui scade il canone. Da quel momento in poi ci sono solo i moratori, quindi sono 2 cose che in qualche modo stanno in 2 tempi diversi, non si potranno mai sommare. Adesso il Tribunale di Parma ha emesso un'ordinanza in settembre, io lo so solo perché ho letto un reclamo dell'Adusbef, in cui prende per buona di nuovo questa tesi del cumulo, dicendo un'altra cosa che è un'altra sciocchezza, cioè dice se gli interessi moratori sono calcolati su tutta la rata, allora vale il principio del cumulo, cioè mora più corrispettivi uguale meno della soglia, altrimenti è usura. Non è vero, cioè è ancora sbagliato, perché, ripeto, a parte il fatto che gli interessi moratori debbano essere calcolati sull'intero canone scaduto, lo dice il Codice Civile, quindi non vedo perché se ne debba discutere, non è un atocismo. Ma, ripeto, il tempo è diverso, perché l'interesse corrispettivo smette di essere calcolato dal giorno della scadenza del canone e da quel giorno in poi calcoliamo i moratori. Allora, sono 2 temi profondamente diversi perché? Perché in definitiva, mentre l'usura sopravvenuta è fondata su una base giuridica, non sto dicendo che sono d'accordo, sto dicendo che però la Cassazione effettivamente dice quello che i nostri avversari dicono che dice, cioè che l'usura sopravvenuta è comunque rilevante. Però perché di fondo non ha creato grandi sconquassi nel nostro mondo? Per un semplice motivo, che quelle stesse sentenze dicono che la pena, fra virgolette, per l'usura sopravvenuta è la riduzione agli interessi della soglia. Quindi
in qualche modo i nostri avversari non la trovano molto conveniente, cioè fra pagare gli interessi tutti e pagare quelli che si ricavano col calcolo della soglia c'è poca differenza. Tant'è vero che tutto sommato, almeno questa è la mia esperienza, in Unicredit Leasing, in causa per il suo sopravvenuto non ne fa nessuno. L'altra vicenda del cumulo, che invece è una vicenda, ripeto, che la Cassazione non ha detto, però piace moltissimo ai nostri clienti, soprattutto quelli che non pagano, perché poi questo è l'effetto sul recupero crediti, perché in definitiva invece la sanzione è la non debenza di quell'articolo 1815, secondo comma del Codice Civile. Quindi è una cosa un po' diversa, cioè dire non ti devo più interessi fa un sacco di soldi in più che ci chiedono indietro o che chiedono di non pagare rispetto a pagarli soltanto a titolo, cioè quantificati come la soglia. Questo ha generato un pandemonio terribile, cioè almeno la mia esperienza come Unicredit Leasing è un'esperienza di un assalto al forte, cioè i reclami, poi dopo magari ne parleremo meglio, sono aumentati a dismisura sono aumentate le cause. Francamente io credo che senza un altro intervento del legislatore o un'altra sentenza della Cassazione si possa fare poco, perché in qualche modo è difficile anche pensare a un tipo di pacificazione nazionale fra noi altri e i consumatori, cioè in questo momento francamente l'interlocuzione è durissima, cioè nel senso che tutti i giorni, tutto il giorno, cioè è una cosa che francamente non so dove ci possa portare. Ripeto, è certamente uno degli elementi per cui in qualche modo è anche difficile per uno straniero venire a investire in Italia. Ultimo tema è quello penale, che dovrebbe essere il primo. Fin qui in qualche modo il traffico è un traffico di indagini preliminari, però anche qui, poi dopo il mio amico Lissi ve lo dirà meglio, cioè i giudici non è che... cioè, il tema alla fine si risolve sempre col profilo soggettivo del reato. Sì, d'accordo, magari il contratto era usuraio, però non l'hanno fatto apposta, certo non l'hanno fatto col dolo specifico che serve poi per essere condannati. Però nessun giudice scrive non c'è l'elemento oggettivo del reato perché in definitiva loro hanno fatto quello che in fondo è rilevato dalla Cassazione e dalla Banca d'Italia, e quindi l'elemento oggettivo non esiste perché c'è un richiamo specifico nella norma alle rilevazioni che il Ministero delle Finanze e la Banca d'Italia fanno ogni trimestre. Ecco. Poi i procedimenti penali hanno altri temi, cioè nel senso che probabilmente non ci condanneranno mai, però hanno dei costi spaventosi, ci sono i consulenti, ci sono le durate, c'è comunque nell'ambito del processo di bancarizzazione certamente noi abbiamo dei manager che oggi come oggi vengono da mondi in cui era meno facile essere coinvolti in procedimenti di questa natura. C'è una sorta di attenzione aziendale veramente forte. Io con questo avrei finito la mia introduzione, rilascio la parola. Prego di rimanere. Sì. Bene, direi che i temi sono caldi. Ora io chiedo scusa alla platea, non sono un moderatore professionista, quindi insomma mi perdonerete la scarsa vivacità che probabilmente riuscirò a dare al dibattito, che però ha un tema vivace di per sé. E il primo, avevamo ipotizzato una scaletta, il primo intervento che avevamo ipotizzato era quello del collega Migliassi, che se non se ne ha a male però vorrei far parlare per secondo, perché l'introduzione dell'avvocato Sandrini mi ha fatto pensare che il primo intervento sarebbe più opportuno che fosse quello del dottor Picciolini. Questa è più che una tavola rotonda, è una retta quasi perfetta, e in questa retta sono rappresentate le esperienze professionali legali, le esperienze di alcuni istituti e anche l'esperienza dei consumatori, e penso che il dottor Picciolini su quanto detto dall'avvocato Sandrini possa avere qualcosa di interessante da dire, in un contesto in cui però, Fabio, io penso sia un punto che possa trovare tutti quanti d'accordo, il fatto che ci troviamo in un contesto interpretativo difficilissimo da sciogliere per inadeguatezza normativa, per sentenze scritte male e per disattenzione che per tanti anni da parte degli operatori a tutti i livelli forse si è manifestata sul tema. Che cosa ne pensi? Servirebbero delle ore, ma cerco di affrontare non tre punti. Non ce Sarò l'abbiamo. feroce sul rispetto dei tempi. No, però cerco di affrontare 3 punti, uno in cui sono
d'accordo, uno in cui sono in disaccordo totale e uno in cui invece credo che sia giusto anche da parte di chi rappresenta i consumatori, i clienti, per quello che vi riguarda, che non sono avversari, come non sono tutte quante uguali le associazioni di consumatori, in cui si possono fare anche proposte concrete e positive.